Il percorso di Casalmaggiore continua con una vittoria, la trascinatrice ancora una volta Rosa Maria Montibeller, MVP di partita con 21 punti al referto, che con i suoi colpi ha guidato le rosa di coach Parisi ad un 3-0 contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che anche in questa giornata parte bene nel primo set per poi subire il ritorno avversario. Il primo set parte punto a punto fino al 6 pari, poi Perugia allunga fino ad arrivare al 10-6 sfruttando gli errori delle lombarde e le giocate di Colas. Coach Parisi chiama a tempo e la musica cambia, la VBC recupera e l'attacco fuori misura di Carcases concede il pari 11. Le magliette nere vanno in confusione sotto i servizi di Bonciani e per le ospiti è facile volare sul 13-19 con muro e difesa. Perugia bozza una reazione, ma l'errore di Angeloni consegna la prima fazione a Casalmaggiore per 18-25. Nel secondo set si riparte punto a punto, la tensione si alza e Di Giulio viene colta da un calo di zuccheri che la terrà lontano dalla cabina di regia per tutto il secondo set in favore di Agrifoglio. Il muro ospite continua ad essere invalicabile e Cosareva stoppa Casillo portando le sue sul 3-7. Le due squadre iniziano a sbagliare ed approfittare a Perugia. L'errore di Bajema consegna la parità a quota 11 a Perugia. Gli errori continuano a farla da padroni e si arriva al 18-18, poi Casalmaggiore alla progressione ed affidandosi ai muri di Cosareva e agli attacchi di Montiveller trovano il primo punto con la brasiliana che firma il 21-25. Il terzo set comincia con il rientro in campo di Di Giulio, ma il copione non cambia e Casalmaggiore avanza 1-4, poi 3-6 sempre grazie al muro. Sul 7-11 Mazzanti deve rifugiarsi nel time-out. Perugia non riesce a trovare la chiave per superare il muro avversario nonostante tutto. Il terzo set comincia con il rientro in campo di Di Giulio, ma il copione non cambia e Casalmaggiore avanza 1-4 e poi 3-6 sempre grazie al muro. Sul 7-11 Mazzanti deve rifugiarsi nel time-out. Perugia non riesce a trovare la chiave per superare il muro avversario, ma nonostante tutto resta in scia sul 16-18 e Parisi a chiamare il minuto di sospensione. La pausa fa bene a Montibeller che al rientro non dà scampo alla difesa umbra e firma il 16-20 che poi diventa 16-22 con Cosareva. Sul finale c'è la firma di Marigno che mettendosi in proprio chiude la gara 17-25 e regala i 3 punti alla VBC. Sono contentissima anche di tornare qua, ho un rispetto e un cariño molto grande per questa società e sono felice che la nostra squadra è riuscita a vincere. Sapevamo che era una partita importantissima per noi, per la classifica, per tutto quanto, e secondo me siamo riusciti a fare tutto quello che abbiamo allenato tutti questi giorni. È uno squadrone che con tanti grandissimi giocatori siamo riusciti a fare il nostro meglio oggi, sono contentissima.